TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Allora si sa, da domani si inizia con la zona arancione che interessa anche la nostra regione, ma sentiamo tutti i particolari direttamente dalla voce del governatore del Veneto, Luca Zaia. Arriva poco prima delle 14 la decisione del Comitato Tecnico Scientifico alla luce dell'elaborazione dei dati regionali da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Dall'11 al 15 gennaio il Veneto sarà in zona arancione. Il ministro Speranza in serata ha firmato l'ordinanza. Tra i valori presi in considerazione l'R Conti che nella nostra regione si attesta a 0,97, quindi al di sotto della soglia dell'1, ma a pesare un aumento dell'incidenza negli ultimi 14 giorni che in Veneto è di 927,36 per 100.000 abitanti. Dunque si prolungano fino a metà gennaio le restrizioni che nel fine settimana, domani e domenica, riguarderanno l'Italia intera secondo il DPCM di Natale che posiziona tutte le regioni in fascia arancione. Ristoranti e bar chiusi salvo per il servizio di asporto, negozi aperti, divieto di spostarsi fuori dal proprio comune se non per motivi di lavoro, salute o ragioni inderogabili, le limitazioni che dovranno rispettare i veneti almeno fino al 15 quando scadrà il decreto del governo. Questo non è un fatto politico, noi ci affidiamo all'Istituto Superiore della Sanità. Scelta scientifica non politica, concetto che Zaia ribadisce anche di fronte alla richiesta che il PD regionale avanza allo stesso governatore di dichiarare la zona rossa. Noi ci rimettiamo alle decisioni dell'Istituto Superiore della Sanità, se decidiamo che il tema è un problema sanitario, se qualcuno vuole farlo diventare politico noi ci chiamiamo fuori, come abbiamo sempre fatto. Una puntualizzazione alla quale ne segue subito un'altra relativa ai ristori per le attività penalizzate dalle nuove restrizioni. Qualsiasi sia la decisione del governo, dell'Istituto Superiore della Sanità, è fondamentale che ci siano ristori. Pensate alle palestre che sono chiuse da mesi, pensate ai bar e ai ristoranti. Comunque non è che hanno la colpa di aver diffuso il virus, però stanno pagando un duro conto e deve essere riconosciuto. Restrizioni che non fermano di certo la macchina vaccinale. Arrivati in Veneto altre 40.950 dosi, di cui si è già iniziata la somministrazione. Alle 11.55 di oggi ne erano state inoculate 48.520, un quarto del totale. Intanto l'Unione Europea ha annunciato di aver prenotato altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer, in attesa che si sblocchi anche l'approvazione per quello di AstraZeneca. Il Veneto, se continueranno ad arrivare puntuali nuovi lotti di fiale, è pronto ad accantonare vaccini per i richiami. Con queste forniture settimanali adesso iniziamo ad accantonare le dosi che ci serviranno per i richiami. E intanto diamo uno sguardo al report che ha inviato Azienda Zero per vedere che variazioni ci sono state durante la notte, quindi dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina. Numeri importanti perché si parla di 2052 nuovi casi positivi durante la notte. E andando a vedere la situazione negli ospedali in area non critica, in terapia intensiva, invece c'è questo segno meno che fa ben sperare, ovvero 2 pazienti in meno in area non critica, un paziente in meno in terapia intensiva. Si tratta di un totale di 2.540 persone ricoverate positive in area non critica, 349 ricoverate positive in terapia intensiva. Variazioni anche per quanto riguarda il numero delle persone che sono decedute. Durante la notte si sono verificati 11 decessi, quindi fino alle 8 di stamattina, dalle 5 di ieri, 11 nuovi decessi. E nel punto stampa che si tiene quotidianamente appunto nella sede regionale della Protezione Civile sono intervenuti anche l'assessora regionale Manuela Lanzarin, che ha parlato anche proprio della situazione vaccini nella nostra regione. Dalla settimana prossima stilata la lista regionale degli anziani over 80 che verranno sottoposti a vaccinazione. La chiamata sarà personale, diretta e con appuntamento e avverrà intorno al 10 di febbraio. Inizieremo invece già a settimana prossima per quanto riguarda l'individuazione delle corti, quelle degli ottantenni, insomma, da vaccinare in base al programma. Per gli over 80 con disabilità sarà l'infermiere a recarsi nelle loro case. Ci sarà l'infermiere dell'assistenza domiciliare che andrà eventualmente a casa, quindi qualcuno aveva anche chiesto andate direttamente a domicilio, sì. Punto fermo i medici di base che dopo i vaccini antinfluenzali ora verranno nuovamente precettati per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Si tratterà in questo caso della tipologia più semplice, quella che potrà stare tranquillamente riposta in frigorifero. Che sarà la fase vaccinale chiaramente legata a
il momento in cui avremo dosi di vaccino sufficienti, ma soprattutto avremo un vaccino che è fattibile anche, la cui somministrazione è fattibile anche da parte degli MMG, perché non c'è la catena del freddo o comunque dei limiti di questo tipo. E in merito ai dubbi, timori sul vaccino degli allergici, specie se gravi, si valuterà di volta in volta con il personale medico in base all'anamnesi del paziente in questione. Quando capiteranno persone particolarmente a rischio adotteremo tutte le precauzioni del caso. Insomma, se l'eventuale rischio è una conclamata allergia alla penicillina che c'è, quella persona non assume penicillina. Infine, sempre dalla prossima settimana si valuterà se e quando riaprire alle attività ambulatoriali in libera professione negli ospedali. Veneto, zona arancione, ma arriva un duro attacco da parte del PD Veneto che chiede che venga inserita proprio la nostra regione in zona rossa. Gli operatori sanitari da dentro gli ospedali ci chiedono con forza da più di un mese di inserire il Veneto in zona rossa per chiudere, limitare il contagio. Il Presidente della Regione del Veneto lo può fare autonomamente al di là delle scelte assunte dallo Stato. Il Partito Democratico è chiaro e chiede al governatore Luca Zaia una presa di posizione forte per tutelare la regione che al momento conta il maggior numero di contagi. Il PD porta ad esempio la Toscana, dopo 2 settimane di zona rossa l'epidemia è rientrata e l'economia ha potuto riprendere. Naturalmente di fianco a questo servono dei provvedimenti economici da parte dello Stato, della regione, mettere risorse che tante altre regioni hanno messo e anche degli enti locali per sostenere le categorie economiche che naturalmente ne avrebbero il maggiore disvalore da questo provvedimento. I democratici si dicono portavoce del grido di aiuto che arriva dagli ospedali veneti. I posti letto nelle terapie intensive sono risicati e questo va anche a discapito di tutte le patologie gravi non Covid. Il PD chiede dunque a Zaia un intervento molto più selettivo di quanto fatto finora. Ecco le proposte avanzate dal capogruppo PD in regione Possamai. Serve per esempio recuperare l'utilizzo degli ex ospedali non più utilizzati, che possono essere fondamentali per la fase post-acuta. C'è tutta l'attività da fare sulla stabilizzazione dei tanti medici precari, ad esempio quelli che lavorano nei pronto soccorsi. C'è l'aspetto dei tamponi. Abbiamo visto che i tamponi rapidi nell'RSA per esempio non funzionano, per cui solo tamponi molecolari nelle strutture sanitarie e nell'RSA. C'è anche tutto l'aspetto fondamentale delle patologie non Covid, che ovviamente in questi mesi sono state in larga parte rallentate o poco curate, per cui serve un'analisi profonda che ci consenta nei prossimi mesi di recuperare e di curare anche chi non ha il Covid ma altre patologie altrettanto gravi. Sul fronte vaccini massima collaborazione, è necessario arruolare volontari per una somministrazione più veloce e capillare, dice il PD. Secondo noi, ed è un appello rivolto anche al governo, finita la fase dei vaccini all'RSA, alle persone dentro l'RSA, al personale medico, agli anziani particolarmente fragili, dobbiamo subito vaccinare gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori. E lasciamo per un attimo da parte la questione Covid, vaccini, tamponi e quant'altro, perché andiamo a Vicenza. Abbiamo in collegamento telefonico la nostra Luisa Bertin che si occupa di un'altra questione calda che interessa soprattutto le città, capoluoghi e quant'altro. A Vicenza è scattato nuovamente il blocco delle auto causa PM10, polveri sottili, una situazione che attanaglia da sempre nel periodo invernale soprattutto le nostre città. Ma com'è la situazione, Luisa, a Vicenza? Buongiorno intanto. Sì, buongiorno. Come anticipavi è tornato anche quest'anno lo stop rivolto ai mezzi inquinanti. Inizierà l'11 gennaio e sarà protratto fino al 31 marzo con le relative deroghe, cioè il blocco agli Euro 4 non ci sarà finché ci sarà lo stato di emergenza dettato dal coronavirus, quindi questo è stato fatto anche per venire incontro ai cittadini in una situazione già difficile da fronteggiare, quindi in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza entreranno in vigore queste misure antismog che i vicentini conoscono già bene perché sono pari a 2 anni fa, quindi non sono invariate.
uguali quindi allo scorso anno, con determinate eccezioni, quindi possono circolare i veicoli condotti da persone con ISEE fino a 16.700 euro, possono circolare i veicoli di residenti over 65 con 3 persone a bordo, e la novità di quest'anno è che possono circolare anche i veicoli di chi assiste i parenti in isolamento fiduciario. Quindi non scatterà l'ingresso degli Euro 4 tra i mezzi soggetti a questo blocco, e l'assessore comunale Simona Siotto ci ha anche anticipato delle percentuali, quindi coinvolgere gli Euro 4 diesel avrebbe significato bloccare dal 15 al 25% delle auto vicentine, ovviamente con l'aggravio sui cittadini che in questo momento non possono prendere i mezzi pubblici a pieno carico, e lo stop degli Euro 5 che era previsto avrebbe portato ad un blocco del 30% delle auto vicentine. In più ha anche fatto luce su delle analisi che sono state condotte sul PM10 nel periodo del lockdown, in cui è stato dimostrato che in pieno lockdown in realtà il PM10, quindi quando tutte le auto erano ferme, il PM10 a Vicenza è diminuito non più del 10%, e quindi non è una percentuale, ha detto l'assessore all'ambiente Simona Siotto, così rilevante. Le vere fonti di emissione, come dicono gli esperti che hanno condotto questo tipo di indagine, le emissioni atmosferiche sono i riscaldamenti privati e l'agricoltura. Ecco, questo appello a non coinvolgere gli Euro 4 è arrivato da varie amministrazioni del territorio, proprio per non gravare sui cittadini già appesantiti da difficoltà relative alla pandemia. Ecco, quindi per quanto riguarda proprio il discorso, ad esempio del riscaldamento e quant'altro che hai appena citato, ci saranno, non so, anche delle agevolazioni rivolte agli stessi cittadini? Sicuramente da quello che sei riuscita a capire adesso, ecco, da quello che magari è emerso in queste ore. Sicuramente l'amministrazione valuterà anche questo tipo di iniziative. Ecco, il focus di oggi verteva in modo particolare sulla circolazione, quindi agevolazioni, come ti ho anticipato, riguardano soprattutto la viabilità, e quindi permettere ai cittadini di condurre una vita il più possibile normale, visto che il concetto di normalità, passami il termine, ce lo siamo dimenticati già da un po', quindi forse l'obiettivo era quello intanto di venire incontro ai cittadini in questi termini. Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra Luisa Bertini che ci ha dato questo spaccato, questa fotografia di quanto sta accadendo a Vicenza. Abbiamo sentito, come sempre, si cerca di limitare da una parte l'inquinamento, ma dall'altra soprattutto è necessario, fondamentale, venire incontro ai residenti, ai cittadini, soprattutto viste anche le varie limitazioni che sono imposte dalla situazione dell'emergenza Covid. Passiamo alla cronaca, perché ci sono due notizie che vedono due interventi da parte prima del soccorso del SUEM di Pieve del Grappa Crespano, e il secondo invece il soccorso alpino nel Bellunese. Allora noi partiamo proprio da quello che è successo questa mattina a Crespano del Grappa, in località Crespano. Siamo in comune di Pieve del Grappa, lungo il sentiero delle Piere Rosse. Guardate un po', un 70enne di Bassano che stava procedendo sulla sua mountain bike, pensate, è stato travolto da un albero che aveva appena tagliato un boscaiolo. Una vicenda che ha dell'incredibile, grave, vedete l'albero, da questa foto l'albero che si è abbattuto sul sentiero, grave il ciclista, questo 70enne bassanese. Sul posto subito il SUEM di Pieve del Grappa, l'Eli ambulanza da Treviso. Ecco, questa è la bicicletta su cui stava viaggiando appunto il 70enne, che è andata praticamente distrutta dal tronco che si è abbattuto sul sentiero.
e è stato trasportato, prima è stato medicato e poi elitrasportato sino al Cafoncello di Treviso, e a dare l'allarme è stato proprio il boscaiolo, la persona che aveva appena tagliato il tronco. Mentre c'è una notizia che è arrivata proprio da pochissimo, riguarda Cortina d'Ampezzo, Bellunese, zona Falzarego, allarme da un gruppo di sciatori per una valanga, probabilmente c'è una persona che è rimasta coinvolta. Sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con unità cinofila da valanghe e la squadra del soccorso alpino in movimento. Queste sono le prime notizie che sono appena arrivate, dicevamo, alla nostra redazione. Comunque, se nel corso del telegiornale avremo aggiornamenti, senz'altro vi daremo conto di quanto sta accadendo, vi aggiorneremo della cosa. Torniamo a occuparci della questione del Veneto in zona arancione, andiamo a capire cosa comporterà per i cittadini, per la gente che si deve muovere soprattutto. 4 giorni arancioni li avevamo già vissuti a fine dicembre e il 4 gennaio. Ora, con la firma del ministro Speranza e il vigente DPCM, fino a domenica 17 il Veneto ha la stessa classificazione, dopo essere stato sempre in giallo fino a prima di Natale. Sono chiusi tutti i servizi di ristorazione, escluso l'asporto e la consegna domiciliare fino alle 22. Sempre aperti alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, orario regolare anche per tutti gli altri negozi, esclusi quelli presenti nei centri e parchi commerciali che saranno chiusi sabato e domenica. Si può uscire dal proprio comune solo per lavoro, necessità, salute o per andare a far visita al massimo in 2 ad altre persone e una sola volta al giorno. Fanno eccezione i residenti nei comuni fino a 5.000 abitanti che possono spostarsi nel raggio di 30 km. Nessuno può andare nei capoluoghi di provincia. Resta attivo il divieto di spostamento dalle 22 alle 5. E questa cosa è stata accolta in maniera decisamente differente tra cittadini e ristoratori, ma sentiamo. Ultimo pranzo, perché da domani tutto chiuso. Purtroppo, infatti, ne approfittiamo in un'ottima osteria. Ultimi incontri conviviali prima delle restrizioni da zona arancione. Clienti rassegnati non solo a pranzi e cene a casa, ma per chi non ha famiglia, a lunghi giorni in solitudine. Ritengo che si è parlato poco delle persone che vivono da sole, giovani. E se tra i cittadini e i clienti c'è rassegnazione, le restrizioni da zona arancione dividono invece i gestori tra delusi ed indifferenti. Perché nei locali le persone possono prendere il virus e negli altri luoghi, nei negozi o nei supermercati non le prendono. Io volevo capire questo, solo questo, perché mi sento preso in giro in questo momento dal nostro governo. Ma se arrivano i ristori accetto con più serenità la cosa, ecco, tutto qui. In arancione arriva qualcosa secondo te? Beh sì, effettivamente siamo chiusi, bar e ristoranti chiusi, entrate zero. Affitti che corrono. È uguale, non c'è nessun problema perché tanto facciamo da asporto e non possiamo far mangiare i clienti al tavolo. Se devo essere sincera, per noi è stato una cosa positiva, anche se è strano da dirsi perché la maggior parte dei locali è rimasto chiuso e pertanto noi abbiamo lavorato di più. Del sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto l'appello a tutti indistintamente. Soltanto attraverso il distanziamento sociale, poi la mascherina, la sanificazione, ma il distanziamento sociale è importantissimo. Solo se seguiamo queste regole riusciremo a superare questo periodo particolarmente critico. E alla fine, come sempre a Treviso, in Piazza dei Signori si cerca di sdrammatizzare con un po' di ironia. Per voi meglio o peggio? Sicuramente peggio, ma ci attrezzeremo per fare del nostro meglio. Per voi peggio perché potete fare solo che da sport? Solo per asporto, in più le uscite delle persone sono limitate, se non sbaglio, al loro comune di residenza. Però qui a Treviso tutto sommato. Sì, ci va bene a non essere a San Bugà. Chiusure, tamponi, vaccini, e parlando proprio di vaccini è stato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Venezia, tra i politici locali, a sottoporsi proprio al vaccino anti-Covid. Il giudecchino Alberto Fantuzza, da pochi mesi eletto vicepresidente del Consiglio Comunale di Venezia per la sua professione di direttore della residenza per anziani Santa Chiara di Padova, risulta come apripista dei politici veneziani che hanno affrontato il giorno dell'Epifania la prova vaccino anti-Covid. Ci racconta com'è andata. Nonostante fosse un giorno festivo, eravamo praticamente tutti qua e abbiamo iniziato dagli ospiti, quelli che era possibile vaccinare,
e poi siamo stati sottoposti anche noi dipendenti al vaccino. Un vaccino come gli altri, nel senso che non fa male, non mi ha dato controindicazioni o fenomeni collaterali, non ho avuto particolari dolori, ma credo che sia un vaccino particolare questo, nel senso che al di là della protezione che io ho cercato per me stesso, perché confesso di aver più paura del Covid che del vaccino, penso che sia un vaccino particolare e speciale perché ci è chiesta una responsabilità civica diversa da quella di molti altri vaccini. Fantuzzo, da sempre impegnato nel mondo del volontariato e dell'educazione, già presidente nazionale degli scout della GESCI, lancia un appello. L'invito è quello per tutti di affrontare serenamente anche questa piccola grande prova che ha un valore personale, individuale, ma anche un grande valore sociale. Io, in quanto direttore di una grande residenza per anziani, ho ritenuto un dovere sottopormi al vaccino anche per dare buon esempio, ma soprattutto perché le persone con cui lavoro, le persone per cui lavoro, hanno bisogno di protezione. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. E siamo nuovamente in diretta, andiamo direi subito in pieno centro a Bassano del Grappa, dove c'è la nostra Angelica Montagna, che ha fatto un po' il giro della città, una città che non presenta la presenza di diverse persone come dovrebbe essere, visto che ormai tra pochissimo è stata confermata la zona arancione. Andate a sentire un po', a capire un po' dalla gente cosa ne pensano di queste nuove direttive che sono state decise dalla Regione. Allora sentiamo la nostra Angelica Montagna. Angelica, allora. Non si sente nulla. Vediamo, niente, noi adesso continuiamo, vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto con lei. Chiedo alla regia se magari prova a vedere di rimettersi in contatto con la collega Montagna, e intanto andiamo ad occuparci invece di una situazione decisamente calda, ovvero la questione delle persone che sono morte sul lavoro causa Covid. 7 vittime al mese da gennaio a novembre per un totale di 81 decessi, 59 in occasioni di lavoro, cresciuti rispetto allo scorso anno del 13% e del 175% in provincia di Venezia. A descrivere la situazione di emergenza in regione è Mauro Rossato, il presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, sulla base dell'ultima indagine effettuata. 10 dei 59 decessi sono dovuti al Covid. Anche queste sono le vittime che contribuiscono a far registrare un incremento della mortalità rispetto allo scorso anno del 13% in occasioni lavorative, con punte di aumento del 175 a Venezia. Il numero degli infortuni non mortali in Veneto da gennaio a novembre 2020 è di 56.633. Il Veneto, inoltre, è la terza regione in Italia per numero di denunce di infortunio legate al Covid-19. Al primo posto la Lombardia, al secondo il Piemonte. E vediamo allora se siamo riusciti a rimetterci in contatto con Angelica Montagna, che si trova proprio in centro a Bassano del Grappa. Buongiorno ai telespettatori, buongiorno Vanessa, ci troviamo in Piazza Libertà nel cuore di Bassano. Oggi c'è un'aria tagliente, abbastanza freddo perché sono pochi gradi sopra lo zero. Ebbene, noi abbiamo chiesto ai bassanesi, e non perché abbiamo scoperto anche molti residenti che in realtà vengono da altre regioni d'Italia ma che hanno scelto la bella Bassano proprio per risiedervi. Ebbene, abbiamo chiesto che cosa ne pensano della retrocessione della nostra regione da giallo ad arancione. Ebbene, ci sono un po' dei commenti contrastanti. C'è chi dice assolutamente io avrei chiuso addirittura da
zona rossa nel periodo di Natale, proprio per riuscire a fare in modo che la curva dei contagi vada verso il ribasso e quindi si possa tornare presto alla libertà. C'è chi ancora ci dice che non c'è tutto sommato grande differenza, non la vede fra la zona rossa e arancione, dice io comunque mi posso muovere perché posso andare a trovare anche i miei amici almeno una volta o i parenti una volta al giorno, quindi grosse differenze non ne vedo, non me ne sto accorgendo. C'è chi in realtà in nome della libertà invece invoca molta più clemenza, per così dire, quindi dicono, ci hanno detto al microfono, è un po' un periodo da regime, la libertà individuale non c'è più, io tornerei a togliere tutto, però sempre con le dovute distanze. C'è anche chi, e l'abbiamo notato proprio fra le persone più anziane, che anche oggi qui al mercato, quel poco mercato che c'è per quanto riguarda proprio l'ortofrutta, gli alimentari, c'è chi ci dice, ed è più avanti con gli anni, non è possibile non entrare a prendere almeno un caffè, viste anche le temperature così rigide di oggi, pur con il distanziamento e pur con l'osservazione della mascherina addosso, non è possibile che alla nostra età noi siamo congelati neanche un caffè in un bar. Ecco, quindi insomma devo dire che ci sono state veramente le risposte più disparate, non riusciremo a stilare una risposta che sia una risposta comune. C'è chi zona rossa, quindi la invoca, ancora un lockdown, anche almeno per 15 giorni, ma poi liberi tutti, sperando in una curva dei contagi a ribasso. C'è chi dice non ci siamo accorti, in realtà già all'arancione più o meno siamo lì, e c'è chi dice in nome della libertà noi vorremmo invece appunto essere più liberi, almeno di poter andare a prendere un caffè e scaldarci un pochino. Ecco, quindi queste sono le risposte che ci hanno dato oggi, ma sicuramente nel corso dei nostri telegiornali noi riusciremo a darvi maggiori dettagli, e con questo restituisco la linea allo studio. Bene, grazie alla nostra Angelica Montagna. Avete visto tra l'altro anche voi le immagini che stavano alle spalle di Angelica, una Bassano. C'era gente, ma ce n'era decisamente poco, e poi era questa piazza Libertà di sabato senza mercato, perché sappiamo benissimo che sono stati resi possibili soltanto le bancarelle che riguardano l'alimentare, quindi ortofrutta, formaggi e cibo da sport, che può essere il pollo allo spiedo, il fritto e quant'altro. Quindi c'è soltanto un settore, per esempio a Bassano, soltanto una zona precisa dove le bancarelle possono stare in periodo di mercato, in questi giorni di mercato, e tutto il resto invece nulla. E di conseguenza si cerca di capire anche la gente che ne pensa. Abbiamo sentito in questo caso la gente che pensa del discorso zona arancione, in cui è stata limitata la regione Veneto, e parliamo anche del discorso dell'obbligo di vaccini, perché c'è chi, per alcune persone diventa indispensabile e quasi obbligatoria la vaccinazione anti-Covid, per altre invece dicono sì, è importante, però lasciamo la libertà alle persone. Allora andiamo a sentire direttamente la gente. Sono d'accordo che se uno non è vaccinato non venga messo a contatto con altre persone, perciò lo possa anche eventualmente infettare, anche se è una brutta parola, gli altri. Ci deve essere una norma a monte che lo dovrebbe ovviamente stabilire. Se ci fosse una norma e passasse al vaglio di tutte le possibili impugnazioni, allora sì, diversamente no. La questione dell'obbligatorietà del vaccino contro il Covid e un'eventuale possibilità di misure contro chi non lo fa divide i vicentini. La questione non è semplice, si parla di diritti, di libertà dell'individuo che si scontrano con quelli di un bene superiore che è la sanità pubblica. Allora sì, penso che sarebbe opportuno. Il licenziamento mi pare un po' eccessivo. Io sono un medico, per cui mi sono vaccinato, e credo che per i medici debba essere obbligatorio. Per quanto riguarda entrare in un negozio, credo che sia più adeguato che uno sia vaccinato piuttosto che... Però sul licenziamento credo che ci sia ancora da lavorare, anche perché appunto vedendo lo scetticismo che c'è da parte della popolazione. Però io invito tutti a vaccinarsi, lo facciamo noi come lo può fare chiunque altro. La vedo però difficile che anche il governo faccia una cosa del genere, perché più che altro poi ci sarebbe anche
sorta di, abbastanza rivoluzione. Il tema è scottante, c'è chi punta tutto sulla coscienza dei cittadini e chi ne fa una questione filosofica. Ho fiducia, nella popolazione italiana, penso che molte persone abbiano anche la voglia di riuscire a liberarsi anche di questa costrizione della mascherina e cose, l'unico modo è quello di vaccinarsi. Io credo che comunque la libertà umana vada salvaguardata sempre, assolutamente. Diventa una questione di salute pubblica perché non si raggiunge l'immunità di gregge? Sì, allora ci penserò, ancora sto riflettendo. Obbligo del vaccino e rischio del posto di lavoro. Abbiamo sentito tra l'altro il medico appena avvicinato dalla collega Gabriella Basso che appunto diceva c'è anche questa ipotesi del licenziamento per chi non si vaccina, però è un'ipotesi fortunatamente ancora remota. Scendono però in campo i sindacati, in primis la CISL. Sentiamo. Dalla lettera ai dipendenti della casa di cura Villa Margherita ad Arcugnano, che mette a rischio il posto di lavoro dei dipendenti qualora non si vaccinassero, al patentino di immunità. Sono alcuni scenari che si stanno profilando e che rendono ancora più caldo il tema del vaccino contro il Covid. Vaccinazione oggi non obbligatoria, ma con la possibilità che in qualche modo lo diventi se l'immunità di gregge non fosse raggiunta. Sul tavolo del dibattito la possibilità del datore di lavoro di poter eventualmente arrivare al licenziamento del lavoratore, un fronte sul quale i sindacati stanno già mettendo le mani avanti. Stiamo facendo anche a livello nazionale tutte le verifiche necessarie per capire da un punto di vista giuridico che risposte devono avere i lavoratori. Nel frattempo noi sosteniamo che in tutte le RSA, in tutte le strutture in pericolo, bisogna assolutamente prevedere dei piani di informazione, di formazione, di condivisione, in modo da spiegare alle persone, anche ai dipendenti del servizio sanitario, l'importanza della vaccinazione. La questione è proprio la tutela della salute pubblica di un gruppo di lavoratori e se è importante vaccinarsi è altrettanto importante che dal governo arrivino risposte chiare ai cittadini, datori di lavoro e commercianti. Il rischio potrebbe essere delle prese di posizioni singole. Non deve accadere questo, dobbiamo ricostruire società. Ricostruire società vuol dire avere delle direttive chiare, contestabili da parte di qualcuno, ma chiare in tutto il paese uguali. E adesso vi ricorderete senz'altro che ci eravamo occupati nei giorni scorsi della questione che ha interessato Treviso, ha interessato l'ULSS di Bassano, ha interessato anche Padova, ovvero dei soggetti che sono sottoposti a quarantena eppure non rispettano la quarantena, non stanno a casa, addirittura alcuni hanno dato anche indirizzi, numeri di telefono falsi per così sviare i controlli. Una questione che ha interessato direttamente anche le varie procure, perché gli stessi direttori generali delle ULSS si sono rivolti direttamente alla procura e a Padova, ad esempio, la procura ha scoperto 10 casi del genere. Solo nel mese di dicembre sono arrivate in procura a Padova ben 10 segnalazioni di persone che hanno violato la quarantena. Gli uffici del Tribunale hanno aperto 10 fascicoli di indagine per violazione delle norme a tutela della salute ed epidemia colposa. I procedimenti sono stati attivati in seguito ad altrettante denunce fatte dalle forze dell'ordine che attraverso i controlli stradali hanno scovato soggetti positivi al Covid che circolavano liberamente violando l'isolamento fiduciario obbligatorio quando viene diagnosticata la positività al virus. Purtroppo questa potrebbe essere solo la punta di un iceberg e i numeri dei contagi fanno riflettere. Queste persone agiscono in maniera irresponsabile, sottovalutano il problema, ha commentato il procuratore capo Antonino Cappelleri con una dichiarazione all'ANSA. Il magistrato ha anche spiegato che le forze dell'ordine non possono fare i controlli in casa perché non si tratta di ordinanze restrittive ma di semplici prescrizioni sanitarie. Le 10 persone denunciate rischiano una pena tra i 3 e i 18 mesi di carcere e un'ammenda tra i 500 e i 5.000 euro. Insomma, abbiamo sentito questa situazione che sta davvero allarmando e ricorderete anche che nei giorni scorsi vi abbiamo portato proprio l'appello che è stato lanciato direttamente dai vari direttori generali delle ULSS della nostra regione per cercare di far capire a queste persone l'importanza di rispettare la quarantena. Diventa fondamentale per se stessi e per gli altri. Ancora cronaca, faceva le consegne a domicilio in sella a
una bicicletta. Stiamo parlando di un 39enne nigeriano in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è stato arrestato dalla polizia di Vicenza con 57 dosi di droghe di vario tipo. L'uomo è stato notato dagli agenti delle volanti nei pressi del parcheggio di un supermercato mentre stava camminando sorreggendo la sua bici. Alla vista dei poliziotti però è salito in sella alla due ruote, ha cercato di scappare, è stato immediatamente bloccato. Lo hanno perquisito e gli agenti hanno trovato in un borsello che l'uomo aveva nella giacca 52 dosi di eroina, 5 di cocaina, tutte pronte già per essere vendute, poste in vendita. Quindi nello zaino c'erano 3 telefoni cellulari, un computer portatile che poi è risultato rubato e sono stati sequestrati circa 200 euro in contanti, provento senz'altro dell'attività illecita. Quindi insomma una bella operazione da parte degli agenti delle volanti di Vicenza. E adesso invece vi parliamo di una bella storia d'amore tra Covid e quando si dice c'è un lieto fine. Vi sentiamo. Un bacio più forte di ogni cosa, più forte del virus, più forte di qualsiasi medicina, un balsamo per l'anima, una scossa di energia in una lotta che non è ancora finita. Italo Salvadori e Antonia Guidolin, marito e moglie di 74 e 72 anni, sono una coppia di Cittadella contagiati dal Covid a fine dicembre. Lei ricoverata in malattie infettive, lui in terapia semi-intensiva. Non avevano avuto più alcuna relazione diretta, ma dopo giorni di lontananza si sono potuti incontrare. Un bacio tenero sulla maschera che aiuta Italo a respirare, le mani che si intrecciano, un gesto mancato per troppo tempo e tanto desiderato. Antonia, appena è migliorata e non ha più avuto bisogno dell'ossigenazione, ha chiesto di Italo e così Sabrina, operatrice sociosanitaria dell'ospedale di Cittadella, l'ha fatta sedere in carrozzina e l'ha portata da Italo, ancora ricoverato in terapia semi-intensiva. Una sorpresa rivedersi, un'emozione baciarsi, anche con la mascherina. Antonia è in procinto di essere dimessa, ha rincuorato il marito e gli ha detto che lo aspetta presto a casa. Una storia di speranza in questi tempi difficili, una storia che definisce la qualità dell'assistenza medica che si misura anche con il termometro dell'umanità, ha detto il direttore generale dell'USL 6 Domenico Scibetta. Insomma è bello raccontare anche queste storie d'amore che in tutto questo marasma, in tutte queste difficoltà che si stanno incontrando è sempre piacevole insomma sognare un po', ecco, quando si parla soprattutto di queste belle storie d'amore, insomma fa sempre bene al cuore. Andiamo adesso, torniamo a Bassano, torniamo in centro. Mirko Cavallin, sentiamo che ci racconta per quanto riguarda questa città semivuota ormai. Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo in via Roma, in pieno centro a Bassano. Per essere un sabato c'è molta meno gente del solito perché non c'è il mercato nella sua interezza. Piazza Libertà è completamente vuota, delle bancarelle solitamente adibite alla vendita di abbigliamento. C'è solo la parte alimentare in via Verci e in parte della salita verso il Terraglio a fianco del municipio. C'è comunque una discreta quantità di persone che approfitta di queste ore pur fredde di questo sabato dopo le festività, il primo sabato il primo di 9 giorni arancioni consecutivi che vivremo in Veneto fino a domenica 17. Il declassamento appunto c'è stato nella serata di ieri. C'è molta gente che passeggia, famiglie, famiglioli, coppie, qualcuno fa qualche compra o semplicemente una passeggiata per prendere una boccata d'aria aperta. Certo, in zona arancione non è vietato uscire di casa, ma ricordiamo che non si può uscire dal territorio del proprio comune. Solo i residenti nei comuni più piccoli hanno la possibilità di spostarsi in un raggio di 30 chilometri. L'impressione è che sia una Bassano che comunque prova a reagire, quindi cercando di vivere comunque la città per quel che è possibile. I negozi sono aperti e gli alimentari aperti, bar e ristoranti chiusi, esclusi quelli che fanno solo consegna da asporto. C'è molto rispetto delle regole perché tutti quanti hanno la mascherina,
la bella giornata tutto sommato, nonostante il freddo, permette ancora a tanta gente di uscire. Vedremo poi come saranno i prossimi giorni, la domenica e poi i giorni feriali, quando ricordiamo non saranno aperte fino al 1 febbraio le scuole superiori, ci saranno solo scuole medie e scuole per l'infanzia e scuole primarie che potranno tornare in classe, come già hanno fatto del resto in questi giorni. Per il momento da Via Roma, centro di Bassano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie al nostro Mirko Cavallini. Adesso andiamo in montagna. In montagna ci occupiamo di Olimpiadi invernali. Allora vediamo. Oggi è stata una giornata importante in cui si è fatto il punto della situazione a 30 giorni dall'inizio dei campionati del mondo. Un appuntamento certamente lungamente atteso dalla nostra comunità. Si è lavorato tanto a Cortina e numerose sono state le attività intraprese a partire dalla rifinitura delle piste e delle strutture che serviranno all'evento mondiale, mentre la parte più importante delle infrastrutture continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Stamattina si è fatto il punto con gli attori principali dei mondiali 2021 e c'è stata la firma importante della convenzione con il commissario alle opere Valerio Toniolo. Come amministrazione abbiamo approfittato anche questo treno più veloce che è quello del commissario per quanto riguarda le procedure. Quindi abbiamo inserito degli interventi che sono in parte finanziati dal Comune di Cortina, in parte dai fondi di confine, in parte da entrate invece che derivano proprio da fondi commissariali. Ecco che ad esempio si lavorerà alla rotonda per l'accesso a Piandalago, c'è un intervento molto importante che riguarda il curling center, lo stadio del ghiaccio, ci sono poi opere cosiddette strategiche che avranno un iter procedurale un po' più lungo che riguardano un nuovo impianto che dal centro di Cortina si collegherà a Socrepes e poi con il versante delle Tofane, oltre a un collegamento sciistico fra le stesse Tofane e il Faloria. Una sorta di piccola metropolitana, interrata, stiamo valutando altre ipotesi che definitivamente collegherebbero i due versanti sciistici della nostra valle. Quindi delle opere importanti, strategiche, all'interno delle quali sono previsti anche dei finanziamenti da parte del governo. Saranno i noi mondiali a porte chiuse, ci siamo dovuti adattare alla situazione, dice Ghedina. Mancherà l'aspetto emozionale, cioè quella festa che si sarebbe senza dubbio creata, anche per ringraziare l'intera comunità che ha creduto e lavorato per i mondiali. E restiamo nel bellunese perché ricordiamo la frana che appunto si è abbattuta in zona, una valanga in Val Travenanzes, a poca distanza proprio da Cortina d'Ampezzo. L'allarme è stato dato da un gruppo di sciatori, probabilmente c'è uno di loro, quindi uno sciatore che è rimasto coinvolto, travolto dalla valanga. Sul posto elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con l'unità cinofila da valanga e le squadre del soccorso alpino in movimento, quindi ancora tutto in corso, i soccorsi sono ancora appunto attivi, stanno cercando lo sciatore, stanno cercando appunto di trovare la persona che è stata travolta dalla valanga che si è abbattuta vicino a poca distanza da Cortina d'Ampezzo. Breve pausa, ci vediamo subito dopo. E rieccoci in diretta, Veneto dunque in zona arancione, forte la preoccupazione un po' in tutta la regione dei gestori di esercizi pubblici, bar, ristoranti e quant'altro, e pensate che a Padova sono pronti a dar vita a un presidio. Quindi siamo sull'orlo della disperazione vera e propria, ormai gli appelli non si contano più, abbiamo interloquito con tutti a livello locale, a livello nazionale e quant'altro, ottenendo purtroppo gran pochi risultati. È un grido disperato quello che lancia Filippo Segato. Il suo volto pacato nasconde la preoccupazione delle centinaia di baristi, gestori di ristoranti, pizzerie e locali pubblici della provincia di Padova. I pubblici esercizi nel corso del 2020 sono stati chiusi per 150 giorni. Hanno visto crollare i propri fatturati per circa 500 milioni di euro. Sono rimasti chiusi anche nel periodo più favorevole e redditizio, che è quello delle festività natalizie. Dal 24 dicembre l'arlecchino di zone che ha colorato l'Italia ha creato molta confusione nei cittadini e altrettanta preoccupazione nei lavoratori. A questo punto l'APE chiede un incontro con il presidente della regione Luca Zaia per presentare le aspettative sul fronte ristori di questi imprenditori ed è pronta a valutare anche un'azione di protesta visibile.
La seconda linea d'azione ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, quindi anche i privati cittadini, ma anche le istituzioni, ma anche i politici, ma anche tutti coloro che possono aiutarci sullo stato di fatto che sta vivendo la categoria dei bar, dei ristoranti, delle pasticcerie, delle pizzerie. Le imprese che oggi rischiano veramente di finire sul baratro della crisi finanziaria ed economica. Quindi stiamo valutando di organizzare un presidio temporaneo, naturalmente, perché le prescrizioni Covid non permettono una presenza permanente 24 ore su 24 in un luogo pubblico della città di Padova. Tutto nel rispetto delle norme anticontagio. Il momento è difficile e la categoria ne è ben consapevole. Momento difficile per tanti baristi che per esempio a Bassano hanno deciso di tenere chiuso, c'è parecchia amarezza, abbiamo fatto un po' una panoramica, una fotografia della situazione assieme al presidente della categoria dei bar, dei locali pubblici appunto della Confcommercio di Bassano, Gino Brunello. Lei mi stava dicendo che sono tanti coloro che hanno scelto di non aprire, non conviene? Non conviene perché intanto è stato confermato lunedì notte, perché ci hanno abituato anche ormai a questi DPCM, queste riforme a orari ormai inconsueti. Ci informano il martedì mattina, il mercoledì in giornata di festa, uno che ha un ristorante o un locale di certi volumi deve partire con una linea, deve fare gli ordini, deve portare a casa i ragazzi che molti sono in cassa integrazione, cioè non sono cose che si possono organizzare in un giorno e poi sabato e domenica sapendo che siamo ancora chiusi, la merce va in deperimento, soprattutto perché non sappiamo se lunedì siamo in famosa fascia gialla o fascia arancione, cioè è sempre mancata dall'inizio di della pandemia, capisco che la situazione è veramente difficile, ma è sempre mancata chiarezza. C'è più di un 60% che non hanno aperto i locali, però non ne vale veramente la pena di aprire. La difficoltà è che purtroppo per portare a casa quel qualcosa che si porta a casa gli affitti non calano, dobbiamo pagare, i dipendenti vanno salvaguardati, abbiamo spese che fortunatamente hanno rimandato solamente di un altro paio di mesi le famose cartelle esattoriali che devono arrivare, ma queste arriveranno, non è che sono state sospese, arriveranno ancora. Una situazione decisamente difficile. A questo pensate che soprattutto nella zona di Venezia si aggiunge un altro rischio non da poco, quello delle infiltrazioni mafiose che va a interessare tutto l'apparato degli alberghi veneziani. La situazione a Venezia non è grave, è drammatica, nel senso che molte strutture ricettive saranno destinate purtroppo a non aprire. Non occorre un esperto di economia per capire che Venezia stia pagando un prezzo altissimo alle limitazioni imposte oramai da quasi un anno per fronteggiare i contagi di coronavirus. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal proliferare di nuovi alberghi anche a Mestre, che sommandosi all'esistente hanno portato a contare centinaia di strutture, con un'offerta di posti letto sostenibile probabilmente solo con i flussi di un turismo di massa che aveva raggiunto decine di milioni di presenze l'anno. Noi stiamo vivendo tutti i disagi e i drammi di un'Italia in zona rossa. Non sono stati inseriti gli alberghi come elementi ed esercizi commerciali che sono obbligati alle chiusure, però ne stiamo patendo direttamente tutti gli effetti. Sono previsti i ristori per i bar, per i ristoranti, le piscine, le palestre, non per gli alberghi. Senza ristori, senza turisti, gli alberghi rimangono in balia di una crisi che può portare spesso alla cessazione dell'attività e a finire in vendita, se non addirittura in svendita. Chi saranno i prossimi proprietari del patrimonio alberghiero di Venezia, di un settore che quando è in salute gode di profitti da capogiro? Esistono infiltrazioni mafiose, esistono infiltrazioni malavitose nel territorio del Veneto, ma tutto questo sono cose che noi andiamo dicendo inutilmente dal 12 novembre del 2019. Quindi a stupirsi che determinate cose succedano è da stolti, ancora da stolti maggiormente, e non porre argini economici finanziari a questa situazione. Abbiamo sentito un appello dunque molto deciso da Bonaccini, che è arrivato proprio per cercare di salvaguardare al massimo la situazione degli alberghi del Veneziano e in generale un po' di tutte le attività economiche della nostra regione, causa appunto il rischio di infiltrazioni malavitose e mafiose.
Cambiamo completamente argomento, torniamo adesso a occuparci della situazione Covid, andiamo a Padova, c'è la nostra Chiara Gaiani che è in fiera, Chiara, perché in fiera a Padova il sindaco Giordani ha disposto che venga allestito il tutto per la vaccinazione. Raccontaci un po' che sta succedendo. Buongiorno Vanessa e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo appunto in fiera a Padova dove in realtà in questo momento, e non so se si vede dalle immagini con cui mi sta aiutando insomma il collega Cristian Roque Allende, stanno facendo uno screening a Campione, uno screening che è partito in tutto il Veneto da 2 giorni, il primo giorno ieri a Mestre, oggi a Padova e poi si sposterà in tutte le città del Veneto. Il Comune ha messo a disposizione la fiera proprio per eseguire test rapidi di ultima generazione su 400 dipendenti del Comune per capire qual è la diffusione del coronavirus all'interno della popolazione normale, quella che non presenta sintomi, quella che non è stata a contatto con positivi. Uno screening importantissimo, stanno tra l'altro correndo perché questi dati potrebbero aiutarci a fronteggiare la pandemia. Ma questi stessi spazi che stiamo vedendo, il Comune e la Camera di Commercio di Padova hanno dichiarato che sono a disposizione delle autorità sanitarie per la vaccinazione di massa contro il coronavirus. Sappiamo che sta proseguendo la vaccinazione in tutta la regione, si è partiti dai sanitari, si sta andando avanti nelle case di riposo, i prossimi saranno gli ultraottantenni. Questi spazi così ampi saranno messi a disposizione se sarà necessario proprio perché la maggior parte della popolazione del Veneto possa essere vaccinata e qui ovviamente verranno e saranno convocati per lettera i padovani. Questo è un ulteriore tassello nella battaglia che si sta cercando di fronteggiare tutti insieme contro il coronavirus, una battaglia che lo ha ribadito l'amministrazione padovana ma anche l'università con cui abbiamo appena parlato. Abbiamo sentito il professor Merigliano che è il preside della scuola di medicina, una battaglia che va fronteggiata tutti insieme. La situazione a Padova com'è, Chiara? Allora, purtroppo la situazione a Padova resta molto preoccupante, anche questa mattina l'ULSS ha dato conto di altri 3 decessi, un numero che tra virgolette fa ben sperare visto che i dati erano stati molto differenti nei giorni scorsi anche come numero di decessi e tra l'altro insomma tra questi anche una persona abbastanza giovane, un poco più che cinquantenne. Il virus continua a circolare, c'è ovviamente grande preoccupazione da parte delle autorità che stanno lanciando vari appelli ai cittadini perché vengano rispettate tutte le regole e anche sui social i sindaci stanno cercando di fare chiarezza sulle ultime disposizioni che sono arrivate dal governo. Siamo in fascia arancione, lo sappiamo bene da lunedì, e si raccomandano la libera circolazione può esserci solo all'interno dei comuni, se non i comuni sotto i 5.000 abitanti in cui insomma si può uscire in 2 persone più eventuali bambini per andare a trovare dei parenti. Per il resto la circolazione deve essere solo all'interno dei comuni. Vari sindaci hanno fatto comunicazioni in questo senso per dare chiarimenti ai cittadini che obiettivamente anche nei confronti insomma, della colorazione delle fasce si sentono piuttosto confusi. Ecco, a proposito abbiamo sentito un po' le varie opinioni proprio della gente, dei cittadini in diverse città del Veneto per quanto riguarda proprio questa situazione, questo essere entrati in zona arancione. A Padova le persone che dicono, perché per esempio anche nel Bassanese tanti dicevano dovevano metterci rossi fin da subito. Ecco, io ti racconto quello insomma, che sta dicendo una categoria di persone, cioè i pubblici esercizi che ovviamente sono molto penalizzati in questa situazione, che hanno lanciato l'ennesimo appello. La prossima settimana dovrebbero incontrare come APEL, un'associazione, dovrebbero incontrare anche il presidente Zaia, ma organizzeranno una conferenza stampa presidio appello proprio per far capire qual è la situazione di difficoltà di bar, pizzerie, pasticcerie, di tutti i locali pubblici che in questo momento sono tra le categorie sicuramente più penalizzate. Bene, grazie allora alla nostra Chiara Gaiani da Padova, grazie, buon lavoro, buona continuazione e nei nostri telegiornali di questa sera ci saranno tutte le novità appunto raccolte in questa mattinata lunga di lavoro. Grazie Chiara. Grazie mille. Grazie, noi continuiamo e adesso vi mostriamo, siamo quasi in chiusura ma riusciamo a mostrarvi un video che sta diventando virale che interessa
interessa ai lupi. Beccati in pieno, eccoli qua. E il lupo non c'è, il lupo non c'è. Esattamente 3 minuti e 7 secondi di video girato da un automobilista sul passo Tre Croci verso Auronzo sotto Valbona. Alla vista del branco di 4 lupi, probabilmente femmine, l'uomo inizia ad inseguire gli animali, riprendendo tutto con il cellulare. Un video che prova che ci sono i lupi in valle. Eccole qua. Sapevo che c'erano, che mi ha mangiato le mucche quest'estate in Malga. Questi sono lupi, questo è il classico lupo italiano. Adesso li scanno. Voglio vedere. 2 lupi riescono a scavalcare i muri di neve al lato della strada, gli altri continuano invece a fuggire. Non cedono di mezza virgola, stanno correndo come bestie. Guarda che roba. Guarda che sta andando su 50 all'ora, Sono 2 chilometri che corre come una bestia. Alla fine anche un terzo lupo riesce a guadagnare la fuga, mentre un quarto, ormai stremato per la lunga corsa a 50 km/h, viene superato dall'auto. Immagini e parole che sono rimbalzate in rete, suscitando indignazione e dure reazioni. Le associazioni animaliste chiedono che venga individuato l'autore del video, mentre il Partito Democratico del Veneto parla di folle inseguimento che deve essere punito. È un episodio, continuano i democratici, vergognoso e gravissimo, anche perché con le temperature così rigide, la rottura del branco e le tante energie spese per scappare, questi animali andranno quasi sicuramente incontro alla morte. Il PD ha presentato in regione un'interrogazione chiedendo alla Giunta se intende attivarsi per punire il responsabile. E con queste immagini si chiude il nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona giornata a tutti voi. Arrivederci.